Senta, lei ha fatto un appello nei confronti di Filippo? Mi sento circondata. No, Sto andando a casa, sto andando dai miei genitori che sono molto anziani e hanno bisogno del nostro sostegno, quindi grazie per quello che state facendo e gli appelli li abbiamo già fatti Facciamo e che... continuate a riproporli, Ce li ripeta soprattutto. lei che... Aspettiamo i ragazzi e siamo molto fiduciosi nelle ricerche di tutte le istituzioni a questo punto e chiediamo l'aiuto di tutti i cittadini che potessero in qualche modo vedere questi ragazzi, di non temere di fare alcuna segnalazione e quindi insomma di aiutarci a trovarli. A Filippo e a Giulia, se ci stanno ascoltando e se ci sentono, chiediamo di contattare i genitori di Filippo oppure mio cognato. Noi ce li andiamo a prendere, di non aver paura, che comunque insomma noi li stiamo aspettando e abbiamo tanta voglia di riabbracciarli. Qualsiasi cosa è successo, non è successo niente, insomma siamo pronti qui. Siamo pronti ad aiutarli. Grazie, arrivederci. Grazie Elena, grazie mille.